Morto un bambino di 4 anni al carnevale di Sciacca, perde la vita un giovane agrigentino in un incidente stradale. Allarme coronavirus, il mandorlo potrebbe essere annullato, l'assessore regionale Razza convoca unità di crisi, caso sospetto ad Alcamo. Conferenza Treno Verde di Legambiente, convegno sulla crescita economica e sociale, giornata di gastroenterologia con Omnia Congress. Un premio letterario dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, riservato ai giovani dai 16 ai 30 anni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli in apertura, 2 tragedie, 2 morti in 2 incidenti assurdi, uno durante il carnevale di Sciacca, si tratta di un bambino di 4 anni e l'altro è un 32enne agrigentino in un incidente stradale. Vediamo. 2 vite spezzate, quella di un bimbo di soli 4 anni durante il carnevale di Sciacca e quella di un giovane agrigentino passeggero di una vettura che transitava tra le vie interne che collegano San Leone al villaggio Mosè ad Agrigento. In entrambi i casi è stato aperto un fascicolo d'inchiesta. Il bimbo, come detto solo 4 anni, era Salvatore Sclafani. Secondo la prima ricostruzione dei fatti è morto cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie della città. La manifestazione è stata annullata. Il bimbo sarebbe salito sul carro che era fermo e appena il trattorista si è messo in movimento sarebbe caduto per terra sbattendo la testa. Il piccolo è stato subito portato in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. Il sindaco Francesca Valenti afferma: non ci sono parole, è una tragedia immensa. Un'altra vita spezzata è quella di Giuseppe Terrosi, 32enne di Agrigento. Il giovane era sulla Peugeot 207 che stanotte si è scattata contro un muretto di cinta di via Teatro Tenda a San Leone. Il 32enne era seduto sui sedili posteriori della piccola utilitaria. Nell'incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi, sono rimaste ferite altre 3 persone, tutti amici della vittima. Tutti sono subito stati trasportati e ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non è chiaro cosa abbia determinato l'incidente. È scattato l'allarme. Stanotte sul posto della tragedia si sono portati subito i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. I militari hanno effettuato tutti i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'utilitaria è stata al momento sequestrata. La posizione del conducente della Peugeot attualmente risulta essere ancora al vaglio di investigatori e inquirenti. Scatta l'allerta coronavirus anche ad Agrigento in seguito all'insorgere della diffusione del Nord Italia. Il sindaco Lillo Firetto annuncia di avere chiesto un incontro urgente al prefetto Dario Caputo e ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento affinché si valuti l'eventuale interruzione del mandorlo in fiore. Il servizio di Eugenio Cairone. Che bisogna affrontare la situazione senza creare allarmismo è più che giusto. Ma come si fa a restare tranquilli e non farsi prendere dal panico? Già quando si è registrato il primo caso di infezione da coronavirus in Africa, la preoccupazione dalle nostre parti era stata tanta, figurarsi adesso. Ma serve restare tranquilli e credere nell'affermazione del governo nell'affrontare come si deve l'emergenza. A noi intanto interessa poter riferire delle iniziative da prendere ad Agrigento perché è qui che a giorni dovrebbe tenersi la festa del mandorlo. Abbiamo detto dovrebbe tenersi perché la richiesta che arriva da più parti è di rivedere il programma perché se va bene non farsi prendere dal panico non si può però far finta di niente. Per qualcuno a questo punto sulla festa di Agrigento ci sarebbe una sorta di maledizione, visto che lo scorso anno, lo ricordiamo, si è svolta giustamente sottotono per la tragica scomparsa dell'assessore Tusa e quest'anno si rischia addirittura l'annullamento, almeno per ora. La psicosi c'è e non si può nascondere e non la nasconde il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il quale ha chiesto un incontro urgente con il prefetto Dario Caputo e con i vertici dell'ASP. La domanda è una sola: il mandorlo in fiore è a rischio? E la risposta dovrebbe essere una sola: sì. E di questo si parlerà con il prefetto, considerato che la festa del mandorlo è di quelle manifestazioni di interesse mondiale, a cominciare dai gruppi che dovrebbero farne parte. Ecco allora la necessità di approfondire la questione seriamente con la massima responsabilità che dovrebbe avere chi gestisce la sanità e la politica a livello nazionale e locale.
Anzitutto la prevenzione, sperando di poter scrivere a brevissimo termine una pagina diversa, quella che tutti si attendono, quella cioè della fine dell'incubo. In riferimento a quanto accade in queste ore in Lombardia e Veneto, l'assessore alla salute della regione Ruggero Razza, ribadendo l'assoluta serenità della situazione nell'isola, ha convocato una riunione dell'unità di crisi sul coronavirus e ha poi incontrato la stampa, i particolari nel servizio. Il nuovo focolaio di coronavirus scoperto in Lombardia preoccupa anche la Sicilia. Dopo i casi di contagio venuti alla luce nelle scorse ore nel nord Italia e la morte di un paziente in Veneto, anche in Sicilia si lavora per rafforzare le misure di sicurezza. L'assessore regionale alla salute della regione siciliana, Ruggero Razza, ribadendo l'assoluta serenità della situazione in Sicilia, ha convocato una riunione dell'unità di crisi sul coronavirus. Il vertice si è svolto in queste ore a Catania presso il Palazzo della Regione. Le raccomandazioni che avevamo fatto già nelle scorse settimane abbiamo già fatto nelle scorse settimane, afferma Razza, che ricalcano le direttive contenute nella linea guida del Ministero della Salute, rimangono immutate. In caso di necessità è sempre opportuno contattare il medico di famiglia o i numeri dedicati, il 112 oppure il numero verde 1500 predisposto dal Ministero. Sì, certamente è scattata una forma di panico, una forma di paura anche qui. Le richieste sono ovviamente riguardano le mascherine, la prima cosa che c'è stata richiesta, i gel disinfettanti per le mani. Noi quello che consigliamo è sicuramente di affrontare la situazione con molta responsabilità e molto senso civico, senza ovviamente far scatenare panico, perché non porterebbe a nulla di buono. Sicuramente i primi consigli sono quelli di evitare luoghi affollati, lavarsi frequentemente le mani, sicuramente far fronte ad una situazione di rischio e di paura nel modo più consapevole e responsabile possibile. Tanta richiesta di mascherine, voi le avete ancora a disposizione? Purtroppo quelle che avevamo a disposizione le abbiamo terminate, siamo stati d'aiuto a tanti ragazzi che dovevano partire per le varie gite scolastiche, però al momento c'è una grande scarsità riguardo le mascherine, sì. La farmacia è un punto di riferimento territoriale, ma voi come indirizzate, oltre a dare i consigli, come indirizzate chi qui viene a porvi delle domande? Sicuramente la cosa migliore in questo momento è fare meno spostamenti possibili, perché bisogna andare ad isolare questa forma virale e quindi, siccome ognuno di noi diventa responsabile di se stesso e anche di chi sta attorno, ecco perché prima parlavo di senso civico, bisogna sicuramente ridurre gli spostamenti, evitare proprio ogni forma possibile di contagio. Dal suo punto di vista si sta creando forse un po' troppo allarmismo, ci sono anche delle fake news che circolano, alimentate e rilanciate anche sui social network. Ecco sì, a questo proposito vorrei dire di affidarsi solo e esclusivamente a siti affidabili, il sito del Ministero della Salute in primis sicuramente è quello più visitato ed è quello più affidabile, dove vengono appunto sparse notizie affidabili, di non generare panico, è la prima cosa, il primo consiglio utile da dare in questo caso. Al termine della riunione di stamani, l'assessore Razza ha incontrato i giornalisti per fare il punto della situazione. Sulle modalità di prevenzione del coronavirus in Sicilia c'è anche una richiesta di audizione avanzata dall'onorevole Pullara al presidente della sesta commissione legislativa permanente dell'ARS. Si chiede di avere certezze dei modi operativi della regione per i casi di coronavirus. Non possiamo far finta di nulla, dichiara Pullara. I casi registrati nelle ultime ore in altre regioni d'Italia ci impongono massima attenzione ed è doveroso conoscere quali protocolli siano stati attivati in caso di accertato contagio anche nella nostra isola. Non dobbiamo certamente lasciarci travolgere dal panico, ma è indubbio che il rischio di espansione del virus sia un fatto reale e soltanto facendosi trovare pronti la situazione potrà essere gestita in maniera ordinaria. Questo è ciò che chiederò all'assessore in seno ai lavori della Commissione, perché si abbia contezza di come la Sicilia abbia strutturato le direttive ministeriali e i protocolli internazionali.
Questo allarme, questo paventato allarme che gira per il territorio, lei ha emanato un comunicato stampa per dipanare qualsiasi allarmismo, qualsiasi eventuale notizia che possa venire fuori da un social incontrollato. È proprio così, ci si trova tante volte a dover fronteggiare dei problemi che sono seri, ma tante volte ci si trova a dover fronteggiare dei problemi che si fanno diventare seri quando nella realtà sono sicuramente situazioni da attenzionare e da approfondire, ma che non devono creare allarmismi. È successo questo, che una coppia di persone che ha orbitato nell'ambito del comune di Castellammare, ieri sera la signora ha avuto un attacco febbrile, per cui giustamente si è recata al pronto soccorso, anche se oggi le linee guida sono diverse, non ci si deve recare al pronto soccorso bensì si deve chiamare il 118. Avendo la febbre sono partite venendo loro da fuori. Credo che sia la signora di origine thailandese e il marito invece di origine palermitana, però prendetela con il beneficio di inventario. La signora è stata trasferita poi a Palermo al civico, da lì è emerso che il test sul coronavirus è risultato negativo. Il responsabile di igiene pubblica, dottore Angelo Palmeri, mi ha comunicato appunto che non trattavasi di coronavirus bensì di un semplice attacco influenzale. A seguito di indicazioni fatte pervenire da parte della prefettura, individuare la figura che nel caso di emergenza deve curare un pochettino l'unità di crisi. Io ho segnalato il nominativo, tra l'altro mi sto attivando proprio per creare in maniera preventiva un'unità di crisi. Siamo perfettamente a conoscenza dei protocolli nazionali e regionali che sono stati diramati. La situazione oggi possiamo dire che è certamente sotto controllo. Sul territorio di Castellammare non ci sono allarmismi e non si devono creare allarmismi. Mi sono attenuto rigorosamente a essere in contatto con quelli che sono i canali preposti a queste verifiche, in particolar modo con il responsabile di igiene pubblica di Castellammare, il quale mi ha fornito tutti i dovuti chiarimenti sulla vicenda. Nei prossimi giorni, ripeto, insedieremo questa unità di controllo sul territorio, ma lo facciamo in maniera assolutamente preventiva. Inviterei anzi i cittadini a non creare facili allarmismi che poi possono creare panico. Molta attenzione, molta pacatezza, muoversi assolutamente non attraverso i social che possono diventare dei veicoli di notizie assolutamente infondate, bensì muoversi attraverso i canali che sono quelli corretti. Il capo della Polizia Stradale di Agrigento, Giuseppe Andrea Monreale, raccomanda ai giovani e non massima prudenza, sempre e soprattutto in questi giorni di festa. Ascoltiamolo al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. La Polizia Stradale svolge un ruolo importante, in particolare i fine settimana per il controllo del territorio. Comandante, ecco, approfittiamo per fare un po' un bilancio della vostra attività dei fine settimana e quello che solitamente registrate qui nel nostro territorio d'Agrigento. Sì, anche a seguito dei fatti che sono accaduti all'inizio del 2020, questa recrudescenza soprattutto di incidenti stradali nei fine settimana in Italia, su disposizione appunto del servizio polizia stradale e del compartimento e quindi anche del questore di Agrigento, abbiamo intensificato i controlli, soprattutto rivolti al controllo dei conducenti attraverso precursori o etilometri. E devo constatare, ahimè, che anche ad Agrigento c'è questa brutta usanza di mettersi alla guida dopo aver bevuto. La maggior parte di coloro che noi troviamo alla guida con valori superiori al tasso legale sono giovani sotto i 35 anni, quindi purtroppo noi ogni fine settimana troviamo un numero considerevole di giovani e qualche volta anche adulti che si mettono alla guida dopo aver bevuto. Ecco, facciamo un appello affinché non solo i giovani ma anche gli adulti in questo fine settimana possano riflettere maggiormente. Sì, tra l'altro questo fine settimana è proprio il fine settimana cosiddetto di carnevale, quindi ci sarà un maggior numero di persone che magari uscirà. Io dico subito questo appello, va bene divertirsi, però il divertimento non è strettamente legato al bere, ma soprattutto chi beve non deve mettersi alla guida, non deve fare calcoli se io bevo questa quantità e se supero il limite legale, non deve essere il timore della sanzione quello che non deve farci mettere alla guida dopo aver bevuto.
perché la cosa più importante è salvaguardare la propria vita e quella degli altri. Quindi diciamo il fine settimana è un fine settimana particolare, come diceva lei, di carnevale, per cui un invito a organizzarsi anche in questo senso. Sì, io invito sempre a organizzarsi o con mezzi quali autobus o pulmini o altrimenti se c'è nella comitiva uno dei ragazzi che non beve è lui che deve guidare. Ad Agrigento l'8ª giornata di gastroenterologia agrigentina tra approfondimenti e aggiornamenti organizzati da Omnia Congress. Le interviste del nostro direttore Arturo Cantella. Al via ieri i lavori dell'8ª giornata di gastroenterologia agrigentina ospitata nei saloni dell'Hotel della Valle ad Agrigento organizzata dalla società Omnia Congress. Ha aperto il congresso il gastroenterologo agrigentino dottor Maurizio Vinti, che ha relazionato sulle malattie acido correlate quando utilizzare i PP long term, gli antiacidi o altri dispositivi antireflusso. Il congresso continuerà nella giornata di oggi con la reazione di vari esperti del settore venuti da varie parti d'Italia. Parleremo sempre di patologie di largo approccio e che sono molto frequenti e comuni nella gastroenterologia e poi di un aspetto particolare dell'endoscopia digestiva che è andata avanti, non è più la semplice introduzione di un tubo, ma faranno vedere come si possono fare degli interventi molto complessi per via endoscopica senza che il paziente venga minimamente sottoposto ad anestesia. Ecco, questa è una cosa, è veramente una grande conquista di questa metodica. Ecco, tanti gli ospiti che lei avrà come conferenzieri, quali saranno le... Gli ospiti nostri sono di gran pregio e di gran livello perché abbiamo il massimo della gastroenterologia siciliana e avremo i rappresentanti delle principali società scientifiche importanti a livello nazionale, sia regionale che nazionale. Quindi... I maggiori disturbi che si avvertono quali sono, dottore? Solitamente qua parliamo di dispepsia o di prevenzione dei tumori o di cose molto più complicate. La situazione nella nostra provincia com'è? Va gradualmente migliorando perché è sempre più costante il rapporto tra il territorio e l'alta specializzazione e quello che facciamo oggi ne è l'esempio. Abbiamo il meglio di quello che c'è in Italia ed è qua ed è a disposizione dei nostri medici di medicina generale per informarli di quello che si fa a livello sia nazionale che locale. Questa iniziativa ormai appunto, come dice lei, giunta all'8ª edizione, è diventato un appuntamento come si può dire abituale per i gastroenterologi, specialmente in questa area della Sicilia in cui questa branca non è particolarmente rappresentata, anzi è un po' trascurata, e grazie al dottore Vinti invece la gastroenterologia siciliana anche ad Agrigento ha un polo e anche così in maniera da evitare quei fenomeni di mobilità passiva per cui molti pazienti di quest'area spesso migravano non solo nelle altre aree della Sicilia ma addirittura al di fuori del territorio regionale. Ecco, sono malesseri diffusi? Certo, in particolare i temi che verranno toccati in questo congresso sono delle patologie particolarmente frequenti, sono gastroenterologiche sì, però riguardano per esempio l'intestino irritabile circa il 15% della popolazione, la dispepsia, le malattie cosiddette acido correlate sono molto frequenti, la malattia diverticolare che come reperto endoscopico può riguardare addirittura nei soggetti oltre i 50 anni e oltre il 60% e che comunque in una buona fetta determina anche sintomi anche invalidanti, quindi sono patologie di rilevanza epidemiologica importante. Ecco, qualche consiglio a chi ci soffre? E i consigli devono essere per così dire mirati sul tipo di patologia. Intanto è vero che di queste patologie esistono da una parte le patologie funzionali, dall'altra quelle che hanno un corrispettivo organico. Per le patologie funzionali è vero che nel 70% dei casi è il medico di medicina generale il primo attore e che può gestire comunque le forme più lievi. Per le patologie invece organiche e per le forme più gravi anche nei pazienti funzionali è giusto che ci si rivolga allo specialista. Spesso si soffre di gastrite, come mai? Quali sono le cause? Tante sono le cause, da una parte i fenomeni acido correlati o la gastrite in particolare possono essere legati a un batterio che è l'Helicobacter pylori e penso che di questo si parlerà pure, anzi fra poco ci sarà la relazione dell'organizzatore, del dottore Vinti, che verterà su questo tema. Dall'altra c'è una gastrite per così dire chiamata con questa etichetta che però corrisponde a un fenomeno, un disturbo funzionale dell'apparato digerente nella sua parte più alta e lì lo stress
sicuramente, così come il ruolo importante ce l'ha il microbiota che sarebbe il ruolo della flora batterica intestinale, che ormai è determinante in molte patologie dell'apparato gastroenterico e non solo. Oggi un'interessante iniziativa, è la seconda giornata, giunta alla sua 8ª edizione il convegno di gastroenterologia. Ecco, un momento importante dove si discute di tante tematiche. Ce le riassume, dottore? Sì, volentieri. Credo però che sia doveroso fare i complimenti a Maurizio Vinti, perché come ha detto lei, 8ª edizione in un momento italiano, istituzionale, scientifico non facile, vuol dire avere caparbietà, capacità e avere raccolto oggi ad Agrigento, oltre a tantissimi colleghi medici, anche un parterre di livello straordinario, direi europeo, con presidenti e past presidenti della Federazione, della Società Italiana di Gastroenterologia. È meritorio perché la formazione, l'informazione rimangono cardini della disciplina. Bisogna dire cos'è la gastroenterologia, ma non in tipo, diciamo, sindacale, senza nulla togliere a questa parte di attività, ma dal punto di vista scientifico, offrire la salute gastroenterologica al cittadino. Siamo qua oggi a parlare a tutto tondo, da alimentazione a prevenzione, a campagna di prevenzione e rilancio dello screening di cancro colorettale, che nel sud ha grandi difficoltà, e a cercare, come ho voluto dire, portando i saluti, non solo di curare le malattie, ma soprattutto di prevenirle, quindi gestire, mantenere la salute gastroenterologica del cittadino. Mi sono distratto dalla... Tranquillo. Le problematiche sono tanti, il reflusso gastrico, spesso diciamo, si manifestano aria nello stomaco, insomma tante sono le iniziative che dibatterete, no? Sì, ma io dico sempre, dopo una vita da gastroenterologo, non mi ha mai stancato, perché è una disciplina a tutto tondo, dove c'è la ricerca di base, dove c'è la pratica clinica, dove c'è ancora la parte del medico che raccoglie l'anamnesi, raccoglie la storia di un paziente, e aggiungiamo poi prevenzione, l'ho detto poc'anzi, aggiungiamo alimentazione, stile di vita, le malattie metaboliche, quelle che saranno il disastro del terzo millennio, l'obesità, mangiare cibi di cui non conosciamo una buona tracciabilità. Il reflusso gastroesofageo, il colon irritabile, i diverticoli sono parte di questa splendida disciplina che comprende anche il pancreas, di cui si parla poco, comprende il fegato e quindi la steatosi epatica e quindi le malattie metaboliche. C'è una parte anche diagnostica strumentale in grandissima evoluzione, parleremo anche di un'endoscopia avanzata, dove l'endoscopia ai livelli che ci competono riesce anche molte volte a supplire l'atto chirurgico inteso in senso tradizionale. Ecco, c'è anche un sostegno da parte di medicine indicate? Ma noi abbiamo potuto vantare in questi anni avere distrutto il virus C dell'epatite. Non mi sembra cosa da poco. Avere noi gestito bene il reflusso gastroesofageo con tutte le difficoltà che riguardano i prazoli, avere una difficoltà oggettiva con l'invecchiamento della popolazione, quindi la malattia diverticolare, ne cito una, sono chiaramente elementi e passaggi importanti anche per fare appropriatezza. La sfida degli ultimi anni è fare la cosa giusta al paziente giusto, non fare poco ma non fare neanche troppo. Questo ci porta, secondo me, ad una ridistribuzione delle risorse. Noi piuttosto che cercare soldi, che non ce ne sono più, dobbiamo cercare di investire bene, quindi rimodulare possibilmente sia all'interno degli ospedali sia nella gestione del paziente quelle risorse. Si dice isorisorse, cioè vuol dire soldi non ce n'è. Cuocendoci in questo brodo dobbiamo essere bravi a fare la cosa giusta a quel paziente. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Si conclude ad Agrigento la 3 giorni di sosta del treno verde di Legambiente nella stazione ferroviaria Agrigento Bassa, una conferenza sulle politiche per il clima. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Presentato stamani il bollettino climatico al nemico del clima in Sicilia a bordo del treno verde di Legambiente, che ha fatto come unica tappa la nostra città alla stazione Bassa e che ha trovato interesse ed è stato visitato da tanti studenti delle scuole della nostra provincia. I dati esposti prendono in visione la media delle temperature registrate ad Agrigento dal 1978 a oggi, che la stessa da tale data mette in evidenza come questa città abbia subito un incremento di 2,6 gradi centigradi, passando da 16,8 a 19,4 di ora. Presentiamo i dati del bollettino climatico che conferma come anche in Sicilia e ad Agrigento sono evidentissimi già gli effetti del cambiamento climatico. Stiamo parlando dell'aumento delle temperature negli ultimi 40 anni, un aumento più che percepibile, l'evidenza che negli ultimi 10 anni ci sono stati eventi estremi addirittura in numero superiore ai 40, tutti effetti di un cambiamento climatico che ormai per fortuna quasi nessuno, fatta eccezione del Presidente degli Stati Uniti Trump, mette in discussione. Ma a parte dati noi dobbiamo pensare a come reagire, come adattarci a questo clima che è ormai cambiato. Quindi da un lato dobbiamo evitare che cambi ulteriormente, dall'altro dobbiamo adattarci. E tutte le città, anche città medie come Agrigento, possono dare un contributo fondamentale. Per fare questo però è assolutamente necessario cambiare l'idea della pianificazione urbanistica, che non potrà essere più pensata come aumento di ulteriore cemento, aumento di ulteriori cubature. Al contrario, la pianificazione delle città del domani dovrà essere fondato sul recupero di permeabilità dei suoli, sull'azzeramento del consumo di suolo, su un nuovo ruolo che deve avere il verde urbano in città e soprattutto sull'efficientamento energetico tanto del patrimonio pubblico quanto del patrimonio privato. Su questo si può e si deve fare molto. L'Italia complessivamente è in ritardo perché ci sono altri paesi che hanno già una strategia nazionale, l'Italia non ce l'ha e di conseguenza non ce l'hanno le città come Agrigento. Sono stato chiamato a tenere un brevissimo intervento su quella che è la resilienza energetica delle città. Le città puntano adesso ad essere delle smart city. Smart city non vuol dire che la città deve essere cablata con la fibra ottica fino all'ultimo sgabuzzino, ma deve essere una città che consuma poca energia per ogni servizio e dall'altro lato deve produrre un quantitativo di energia molto simile a quella che consuma. Adesso Agrigento si appresta a preparare il PASC, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, e all'interno di questo PASC saranno previste delle misure di efficientamento energetico per edifici pubblici ad uso pubblico, quali le scuole, ad esempio i servizi comunali, i trasporti pubblici, il ciclo idrico integrato e la mobilità urbana sostenibile. Faccio una veloce battuta. Il sindaco di Oklahoma nella sua campagna elettorale non ha messo tra le priorità, non ha mai detto vi farò un ospedale, vi farò un ponte, non ha citato nessuna di queste infrastrutture, ha detto vi farò dimagrire. Ecco, ha fatto delle piste da jogging e delle piste pedonali. La mobilità sostenibile deve essere al centro del dibattito energetico dei prossimi anni. E contemporaneamente alla conferenza stampa di presentazione del bollettino climatico di Agrigento, Legambiente in tandem col Circolo Rabat hanno organizzato un'estemporanea di pittura. Vediamo. In contemporanea alla conferenza stampa di Legambiente svoltasi sul Treno Verde relativa all'esposizione dei dati del nostro clima, si è svolta un'estemporanea di pittura per coniugare arte e tutela dell'ambiente. L'evento è stato promosso da bellearticaffe.it insieme al Circolo Rabat di Agrigento e che ha visto la partecipazione di tanti artisti agrigentini e non. Sono stato chiamato da Legambiente per organizzare questa estemporanea di pittura con il tema arte e clima, e sono due settori, due temi che mi stanno molto a cuore, quindi ho subito aderito e spero di poter estendere questa manifestazione che stiamo facendo oggi qui ad Agrigento, che è la seconda tappa del Treno Verde, in tutte le tappe successive di Treno Verde in Italia. Quindi fino a Genova spero che bellearticaffe.it possa essere presente con i propri artisti, con i propri clienti e artisti. E quando si tratta di ambiente, noi artisti siamo i primi a scendere in campo. Noi siamo gli artisti privilegiati perché siamo gli unici che, sporcando il mondo coi colori, è una metafora,
lo rendiamo sicuramente migliore. E allora oggi non solo scendo io in campo con i miei colori, ma mi porto anche tutta la famiglia. Le mie bimbe devono dipingere con questo tema, iniziando proprio da questo tema, perché ammirando la natura possiamo cogliere il suo significato più grande, la grande bellezza che è in essa. E allora noi artisti da essa prendiamo i colori che poi imprimiamo nelle nostre tele. Qualsiasi iniziativa che porta ad andare a realizzare qualche cosa che uno sente di realizzare, che ben venga. Poi oggi è una giornata particolare, quindi ci speriamo. Cosa ti ispira? Ma io sono attaccato proprio per una questione mia interna a quella che è veicolare il messaggio del mare attraverso le barche, perché per me le barche sono l'essenzialità della vita, è l'inizio di una nuova civiltà, tanto è vero che in Sicilia, che è un'isola, si è arrivato tramite una barca. Poi quelle stesse barche che portano anche sofferenza, quindi le umanizzo in modo tale da farle parlare, ecco. Io ho avuto molto interesse a partecipare in quanto penso che l'ambiente sia un problema che bisogna affrontare, nel senso che l'ambiente deve essere salvaguardato, quindi incominciando dall'inquinamento, quindi non bisogna inquinare, non bisogna distruggere le foreste, in modo tale da preservare il clima. Lei cosa sta facendo? Che tema fa? Allora, io sto facendo una trasposizione di un paesaggio attuale, prendendo in esame la Valle dei Templi, che è il nostro territorio, quindi con la fioritura ora dei mandorli, poi una delle possibili cause che provocano il cambiamento del clima, tra cui l'inquinamento dovuto alle industrie e sia anche la deforestazione dovuta agli incendi. E quindi poi si viene a creare un paesaggio desertico, quindi c'è questa trasposizione. Ho aderito perché naturalmente per migliorare, cioè per verificare praticamente quelle che sono le condizioni per un clima migliore, per un miglior, diciamo, per vedere un pochettino che il cambiamento climatico che cosa, diciamo, porta e quindi cercare di esprimere, diciamo, quelli che sono le condizioni dal punto di vista, diciamo, artistico, per migliorare praticamente sia, diciamo, l'ambiente che il clima, cercando di proporre praticamente un tipo di dipinto dove si mette in evidenza praticamente quello che il cambiamento climatico può portare. Ho fatto un acquerello che riguarda il posto con questo panorama, poi ho inserito il treno il treno verde, e quindi siamo oggi qui riuniti in questa giornata artistica un po' diciamo soleggiata, abbastanza, diciamo, graziosa come giornata, e quindi siamo qua all'insegna dell'arte. Operazione Piazza Pulita 2, nuovo arresto per droga in pieno centro ad Agrigento, i particolari nel servizio. Ennesimo arresto per droga nell'ambito dell'operazione Piazza Pulita 2 eseguito dai carabinieri della stazione del Villaggio Mosè e della stazione radiomobile della compagnia di Agrigento nei confronti di un gambiano di 21 anni colpito da divieto di dimora ad Agrigento. Era già stato arrestato dai militari poco meno di una settimana fa per lo stesso reato. In tasca aveva 20 dosi di droga pronte per essere vendute. Continua l'attività antidroga a Piazza Pulita 2 dei carabinieri della compagnia di Agrigento nel centro della città, lungo via Atenea, per le strade più frequentate dagli agrigentini, laddove i pusher aspettano i loro clienti pronti a vendere a prezzi concorrenziali le loro droghe. Da inizio anno sono stati eseguiti già 4 arresti per reati in materia di sostanze stupefacenti, tutti nel quartiere Ravanusella e nel centro storico. In questo ultimo caso, nella giornata di ieri, è stato fermato un ragazzo gambiano di 21 anni mentre aspettava i suoi clienti in via Pinandello. Appena sottoposto al controllo da 2 pattuglie, ha provato a fuggire divincolandosi dai militari. Il tentativo è stato però vano e i militari, che già conoscevano il pusher, lo hanno bloccato dopo una violenta colluttazione e lo hanno accuratamente perquisito. Dalle tasche del giovane sono sbucati ben 85 grammi di marijuana,
settimana già confezionata in dosi. I militari hanno quindi arrestato il 21enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, accompagnandolo successivamente al carcere di Agrigento. Dagli immediati accertamenti è emerso che il pusher era destinatario di un divieto di dimora ad Agrigento, misura questa evidentemente non particolarmente rispettata. Prosegue dunque senza sosta, sulla scia dell'operazione Piazza Pulita, eseguita la scorsa primavera, il contrasto alla movida senza regole a tutela degli agrigentini, volta a scoraggiare e fermare drasticamente ogni condotta di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Agrigento per garantire sempre maggiore tranquillità alla cittadinanza. Convegno ad Agrigento sull'orientamento e analisi delle politiche e dei servizi territoriali che possano contribuire alla crescita economica, sociale e culturale del nostro Paese. Arturo Cantella. Verso un approccio di rete all'orientamento è stato questo il tema del convegno che si è svolto presso l'Aula Magna dell'Università di Agrigento e che ha visto protagonisti tanti esperti del settore, tra cui il professore Pace, docente di psicologia del lavoro, la professoressa Paola Magnano, docente di psicologia all'Unicore di Enna, il dottor Tommaso Cicero, vicepresidente dell'Associazione Italiana Orientatori, la dirigente scolastica Anna Maria Sermenchi del Liceo Classico Empedocle di Agrigento, il dottor Umberto Rumolo, esperto in fondi sociali europei, la dottoressa Luana Landolina, in rappresentanza di Confcommercio Giovani, ha portato i saluti iniziali il professor Lucio Melazzo, presidente del Polo Agrigentino, il dottor Giovanni Di Maida, presidente del Consorzio Universitario di Agrigento. Ha concluso il convegno l'assessore all'istruzione regionale e della formazione professionale, dottor Roberto Lagalla. Ma le attività sono quelle che abbiamo messo in campo in questi mesi, tanto nel campo di un cambiamento di rotta della formazione professionale, con particolare riferimento al recente avviso 33, impresa e enti di formazione insieme, quanto rispetto al grande impegno che stiamo assumendo sulla sicurezza e il rilancio della scuola. Sicurezza degli ambienti, sicurezza dei luoghi e dell'edilizia scolastica, ma anche e soprattutto un grande laboratorio per il tempo pieno, che comprende al suo interno l'orientamento. Orientare sia nel passaggio tra la scuola media e la superiore, sia tra la superiore e l'università, è fondamentale per evitare dispersione scolastica e abbandono degli studi. È quello su cui vogliamo continuare a lavorare. Occasioni come il convegno di oggi sono opportune per approfondire questi temi e assumere iniziative conseguenti. Ecco, per i laboratori regressi cosa c'è da fare? Ma sul bacino dei lavoratori abbiamo un tavolo nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stiamo pensando a un accompagnamento di coloro che resteranno inattivi. È comunque vero che l'avviso 2 e la regolare erogazione degli FP, quindi dell'obbligo scolastico in formazione professionale, ha richiamato al lavoro quasi la metà del bacino, la restante metà è composta da ex sportellisti dell'impiego e operatori non utilizzati. Adesso, ai sensi della legge sulla formazione professionale, si dovrà ripetere l'adesione volontaria all'albo, vedremo quali saranno i numeri complessivi e quelli che sono dentro o fuori il bacino lavorativo. Una domanda prettamente politica, ecco, si parla tanto di un rimpasso, di una nuova giunta, di un nuovo rilancio nell'ultimo biennio, cosa c'è di vero, Assessore? Io credo che il Governo abbia dimostrato di lavorare, lo ha fatto con discrezione ma serietà, posso garantire. Il rimpasto si pone spesso come un'esigenza politica, talvolta come anche di recupero di alcune funzioni, sta evidentemente, la decisione sta nella saggezza del Presidente e nell'equilibrio della politica. C'è anche la Lega ora che è entrata, lei che insomma... La Lega ha partecipato alle elezioni, quindi credo che la sua richiesta sia giusta e motivata. Oggi abbiamo la presenza anche dell'assessore regionale alla formazione e alla pubblica istruzione, l'onorevole Roberto Lagalla. Oggi è una giornata importante perché si discute di orientamento. Riteniamo che l'orientamento sia essenziale, indispensabile per gli studenti che frequentano le scuole, ma anche, devo dire, la formazione professionale, perché grazie a un buon orientamento i giovani possono fare le scelte e farle nel migliore modo possibile. Si discute molto di rete di orientamento, il web diciamo, offre tante opportunità. Noi come consorzio universitario
ci teniamo in maniera particolare alle giornate di orientamento che il personale di UNIPA fa in maniera capillare in tutta la provincia, a parte poi dei momenti come il Welcome Day che a giorni organizzeremo per fare conoscere tutta quella che è l'attività formativa che insiste intorno presso il Consorzio Universitario. È morto Antonio Amico, 84 anni, di Agrigento, molto conosciuto perché faceva il barbiere a Porta di Ponte. Funerali alle 15 alla chiesa del villaggio Peruzzo. Condoglianze alla nostra collaboratrice Sara Gallo, che è sua nipote. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Verrà istituito un premio letterario dedicato alla memoria del maestro Andrea Camilleri, rivolto ai giovani scrittori dai 16 ai 30 anni. Vediamo. Presente ieri a Porto Empedocle presso il Comune l'onorevole Vittoria Casa del Movimento 5 Stelle, che ha incontrato il sindaco empedoclino Ida Carmina. L'onorevole Casa è stata la presentatrice presso la 7ª Commissione Cultura della Camera della risoluzione che impegna il Governo nazionale a istituire il premio letterario dedicato al grande maestro empedoclino Andrea Camilleri. Il provvedimento è stato votato all'unanimità dall'intera Commissione Cultura della Camera dei Deputati, da tutti i partiti presenti. Il premio avrà luogo ogni anno nella città marinara ed è destinato ai giovani dai 17 ai 30 anni, scrittori emergenti. Abbiamo oggi ricevuto questa bellissima notizia da parte dell'onorevole Casa, dell'istituzione voluta venire qua a Porto Empedocle per dare un tributo a questa città, la città natale di Andrea Camilleri, questo grandissimo nostro concittadino e maestro, dell'istituzione di questo premio che sarà destinato sostanzialmente ai giovani, come in realtà desiderava lui e anche la famiglia, perché la famiglia mi ha sempre chiesto che fossero fatte delle iniziative volte proprio alla gioventù, a dare la possibilità a chi volesse dedicarsi alla scrittura, alle belle arti, di poterlo fare e quindi di valorizzare l'opera dei giovani. In questo solco siamo davvero orgogliosi che la Camera all'unanimità abbia approvato questa risoluzione e il Governo ha dato la disponibilità a impegnarsi. Io fra l'altro in questi giorni sono stato a Roma, ho incontrato il sottosegretario Anna Laura Orrigo che ha dato ampia disponibilità, quindi ora appunto ci predisporremo anche con comitati scientifici, ma sempre naturalmente nel rispetto e nella considerazione della famiglia Camilleri a cui noi teniamo tanto. La Commissione Cultura, la 7ª Commissione alla Camera dei Deputati, ha impegnato il Governo a istituire un premio letterario alla memoria del grande maestro Andrea Camilleri ed è una cosa di cui andiamo veramente orgogliosi perché è stata una delibera fatta all'unanimità da tutte le forze politiche presenti in Parlamento per dare proprio onore a un grande maestro della cultura non solo siciliana ma italiana. Chiaramente la Commissione ha impegnato il Governo a istituire questo premio, un premio letterario che ogni anno avrà luogo proprio qui a Porto Empedocle dove ci troviamo, per dare la possibilità ai giovani dai 17 ai 30 anni di poter partecipare appunto a questo premio per scrittori emergenti. È chiaro che ancora è tutto da definire, quindi coinvolgeremo anche le famiglie sicuramente, proprio perché è importante il concorso di tutti e quindi siamo qui oggi per annunciare l'istituzione di questo premio e nei prossimi giorni cominceremo a lavorare fattivamente con la creazione di un comitato tecnico-scientifico. Autostrade, 3 giornate di sciopero per casellanti e amministrativi. I particolari nel servizio. Nuovo sciopero al Consorzio Autostrade Siciliane. Uno sciopero di 24 ore è stato infatti indetto dalle sigle FIT CGL, FIT CIS, Will Trasporti, UGL, SLA e LATA e scatterà dalle 22 di sabato sera ed è articolato nelle 3 giornate del 23, 24 e 25 febbraio. I sindacati, dopo la prima azione di sciopero effettuata lo scorso 29 gennaio, che ha visto l'adesione quasi totale del personale, hanno incontrato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone e vertici del CAS lo scorso 20 febbraio.
Adesso hanno deciso di proseguire con la protesta e rivendicare l'applicazione del contratto nazionale delle autostrade e dei trafori. Esprimiamo apprezzamento, dichiarano i segretari provinciali di Messina, dei sindacati che hanno indetto lo sciopero, per l'impegno profuso dall'assessore Falcone e prendiamo atto di quanto rappresentato durante la recente riunione convocata dall'assessorato regionale alle infrastrutture, dove è stato illustrato ai sindacati il disegno di legge che verrà presentato per la trasformazione del CAS da ente non economico a ente economico, permettendo di fatto lo sblocco delle criticità nelle assunzioni e individuando così un percorso per il riconoscimento del contratto nazionale delle autostrade e dei trafori congelato dal 2009 con evidenti discriminazioni e danni economici per i 300 lavoratori del CAS. A poche ore dall'avvio della protesta programmata, tuttavia, confermiamo, proseguono i sindacalisti, lo sciopero di 24 ore indetto con un preciso mandato conferito da una partecipata assemblea dei lavoratori lo scorso 29 gennaio per rafforzare le legittime rivendicazioni per l'applicazione del contratto di categoria. Ben sapendo, continuano i sindacati, che il percorso tracciato e descritto dall'assessore può rappresentare una possibile risposta o soluzione alla problematica, ma deve passare nelle prossime settimane dalle forche caudine del voto dell'AS, dove fu bocciato lo scorso anno. Passeremo subito dalla protesta alla proposta, concludono i sindacalisti, e ci faremo promotori a breve di un'iniziativa pubblica a cui saranno invitati tutti gli attori in causa, l'assessore al ramo e i rappresentanti dei vari gruppi presenti all'Assemblea regionale siciliana, al fine di trovare la necessaria unità di intenti sulla risoluzione della vertenza e sul necessario rilancio del Consorzio Autostrade Siciliane. Sport, calcio, i prossimi appuntamenti di eccellenza e promozione nel servizio di Carmelo Lentini. Sulla strada dell'Akragas è un'altra avversaria che naviga nei bassifondi della classifica. Affronterà l'Alcamo, squadra che ha racimolato appena 5 punti in stagione, conseguenza di una sola vittoria, 19 sconfitte e 2 pari. Una squadra formata da giovani locali che merita rispetto e che scende in campo per un forte attaccamento ai propri colori sociali. Di contro ci sarà un Akragas che, anche se privo di 3 calciatori come Mannina, Cipolla e Licata, tutti squalificati, sulla carta non dovrebbe avere grosse difficoltà a superare la compagine bianconera. Per quanto riguarda le altre gare in programma, sarà una partita tutta da seguire, la sfida che si gioca a Mazara tra la compagine canarina e il Canicattì, 2 squadre in piena salute alla ricerca di un risultato di prestigio per la propria classifica. Questa sfida del Nino Vaccara sarà diretta da Matteo D'Alezilio di Treviso. Gioca in anticipo invece il capolista Dattilo sul campo del CUS Palermo. Questa gara è stata affidata da Alessandro Gresia di Piacenza. Anche in questo caso i favori del pronostico sono tutti per gli ospiti. Trasferta impegnativa invece per l'Agrigentina Pro Favara, che rende visita al Geraci, arbitra Dario Pomara di Palermo, mentre gioca in anticipo anche lo Sporting Vallone in trasferta a Montello contro la locale Parmonval. La gara Akragas Alba Alcamo, valida per l'8ª giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone A e che si disputerà all'Esseneto di Agrigento a partire dalle ore 15, sarà diretta da Valerio Gambacurta di Enna, il quale verrà collaborato da Giuseppe Lugaro e Pietro Fardella, entrambi della sezione di Palermo. Partita delicata, noi abbiamo solo da perdere, come avevamo solo da perdere domenica scorsa. Se sbagli sei un imbecille, sei un deficiente, perché nelle carte c'è scritto questo. E quindi ancora una volta ci troviamo davanti a una situazione, anche perché noi oggi siamo in emergenza. Abbiamo una squadra fuori e una dentro, numericamente, perché abbiamo tra gli squalificati, gli infortunati e tanti ragazzi purtroppo che hanno qualche piccolo problema, ne annoveriamo quanti? Da 9 a 11 fuori. Quindi ci dobbiamo un pochettino stringere con quelle che abbiamo e cercare di fare, sicuramente faremo una prestazione importante perché dobbiamo onorare la partita come abbiamo sempre fatto, poi se si sbaglia, se si indovina, se si vince o si perde, lo del campo sempre, però noi siamo lì sapendo, consapevoli che abbiamo solo da perdere e quindi mi aspetto una partita di grande concentrazione e poterla mettere
in cascina fin da subito. Gli squalificati li conosciamo, chi sono gli infortunati? C'è Lala, c'è Biondo, c'è Ruggeri, c'è Faulisi, c'è Casà, mezzo e mezzo, diciamo al 50% che verranno in banchina con noi sono Caternicchia e Gianrusso, c'è Biancola che probabilmente domani quasi sicuramente ci sarà, però è tutta la settimana che non si allena, ma io non ho difensori e lo stiamo facendo riposare a casa apposta per evitare e fare in modo che possa essere dei nostri domenica. Sì, domani ci aspetta questa partita comunque dove incontriamo una squadra che è in difficoltà parla la classifica, però queste partite sono quelle un po' più difficili da preparare mentalmente, no? Perché comunque si affronta l'ultima in classifica e si pensa che sia facile, però naturalmente dobbiamo essere noi poi a rendere la partita abbordabile e facile. Nel campionato di promozione Girone A si giocano in anticipo questo sabato ben 4 gare, tra le quali spiccano la trasferta dell'Unitas Sciacca sul campo di Casteldaccia e quella interna dell'inseguitrice Folgore con il Camerat. La gara Casteldaccia Unitas Sciacca, per improvvise disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza, si disputerà a porte chiuse. Gli altri 2 anticipi riguardano la Gattopardo, che ospita l'altra squadra di Casteldaccia, e quella di Lascari, che gioca in casa con il malmesso Villabate. Altro incontro di cartello si gioca a Casteltermini, dove sarà di scena la Forte Mazzarese. Questa sfida ad alta intensità e tensione è stata affidata ad un arbitro che proviene da Molfetta. Si tratta di Gianluca Natilia, il quale verrà assistito da Giulio Sorace di Catania ed una signora Elvira Rizzo di Enna. I ragazzi di Pinola Bianca sono all'inseguimento dell'alta classifica e guardano con particolare attenzione alla sfida esterna dell'Unitas Sciacca. Torna a giocare in casa invece l'Empedoclina con il Partinico Audace, dopo la sconfitta esterna subita al Gurrera con la capolista. Obiettivo della giornata è la vittoria per il mantenimento della zona playoff. Infine si fermano per il Carnevale i campionati di prima e seconda categoria. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.